è molto importantissima questa giornata oggi, intanto per ricordare le vittime, tutte le vittime di mafia, ma anche per sapere che la mafia si può sconfiggere tutti insieme, come ci ricordava Don Ciotti, si può sconfiggere ciascuno partendo da sé con il coraggio, cioè con la forza di poter uscire da quel goro. Il pericolo non è soltanto in Sicilia, la mafia non è vero che esiste solo in Sicilia, ce lo ricordavano appunto quelli che sono intervenuti, la mafia purtroppo anzi si è spostata molto sul territorio nazionale e quindi tutti dobbiamo stare con le antenne belle sveglie e cercare tutti insieme, soltanto il grande senso della comunità ci può portare a sconfiggere la mafia, un grandissimo senso della comunità e un grandissimo senso del rispetto delle regole. Io ringrazio tutti coloro che hanno organizzato questa cosa, perché è importante non solo ricordare ma ogni giorno ricordare che la mafia si può e si deve sconfiggere. Vincere le mafie nel Lazio è sicuramente un impegno molto serio e molto forte, però si può fare perché a condizione che si mettano insieme le istituzioni, se c'è un rapporto nuovo tra le istituzioni e i cittadini, i giovani e le forze sociali, che tutti quanti insieme tirano nella stessa direzione. Le mafie naturalmente proponeva anche il disagio sociale, uno dei problemi è sicuramente quello di risolvere questo problema del disagio sociale. Le istituzioni, soprattutto le istituzioni locali, hanno questo grande compito, cioè quello di risolvere moltissimi problemi, a partire dalle regioni. Anche Roma si è unita alle altre città d'Italia e oggi vuole ricordare e onorare la memoria di Borsellino e con questa serata condannare ancora una volta tutte le forme di mafia. È importante che Roma abbia ospitato questa manifestazione, che questa manifestazione è stata promossa da Comune, Provincia e Regione ed è sicuramente un appello raccolto da tutti, maggioranza e opposizione, assolutamente bipartisan come è giusto che sia. Noi siamo qui per rinnovare un impegno di responsabilità collettiva, di responsabilità sociale, di responsabilità civile e civica, perché noi vogliamo ancora una volta lanciare veramente il nostro grido di protesta rispetto a tutte quelle forme sommerse e non di mafia che si esprime in tanti aspetti, dal capolarato allo sfruttamento del lavoro all'infiltrazione delle ecomafie negli appalti e nell'ambiente, tutte forme sommerse e non che noi dobbiamo individuare, denunciare e estirpare. E questo lo possiamo fare tutti uniti insieme, senza schieramenti ideologici, per una coscienza comune e collettiva.